Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, un video che uscirà oggi, lo stesso giorno di Roma Cagliari, ma un video che ci tengo a far uscire. Allora, vi ho detto già tempo fa che avevo preparato un regalino per voi. Allora, questo regalino è pronto e sono stato indeciso fino all'ultimo se farlo vedere in live oppure in un video. E fino all'ultimo ho pensato che la live fosse più adatta, ma credo che il video renda meglio perché almeno potete capire come funziona, vi posso spiegare come funziona e qualora vi scordaste qualcosa potete sempre riguardare il video per rivedere il tutto. Allora, perché molti di voi, alcuni di voi sapranno che io sono un malato mentale e ho questo quadernetto dove ho scritto tutte le stagioni del Cagliari per mio diletto, cioè ci sono veramente tutte le stagioni, anche ovviamente questa dello scudetto, ci sono veramente tutte fino ad arrivare all'ultima. Vedete? Questa è l'ultima stagione, a oggi l'ultima partita è quella con l'Udinese e però sentivo che era incompleto. Nel senso, sì, ok, ci ho scritto tutti i campionati, eccetera, eccetera. Però boh, io volevo sapere più o meno come stavamo messi contro le altre squadre, eccetera, eccetera. E quindi ho deciso che in 3 mesi, cioè non è che ho deciso in 3 mesi, ho deciso di fare un file Excel che contenesse tutte, e ribadisco, tutte le statistiche del Cagliari dal 1952 ad oggi, calcolate praticamente tutte a mano contro tutte le squadre che abbiamo affrontato, squadre che abbiamo affrontato in Italia. Non ho calcolato la Champions League fatta dopo l'anno dello scudetto, non ho calcolato la Coppa UEFA fatta nel 93-94, non mi ricordo nemmeno quando era. Ho calcolato solo le competizioni nazionali, quindi Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia. In questo file troverete tutte le statistiche, però adesso ovviamente è l'ora di farvelo vedere e farvi vedere anche come funziona. Quindi io direi di girare la telecamera e farvi vedere il tutto. Io so che molti potranno dire, ma potevi registrare lo schermo, eccetera, eccetera. Ragazzi, ovviamente ci ho provato, ma non ci sono riuscito nella maniera più totale perché OBS lagga veramente a schifo e appunto non ci sono riuscito. Allora, qui troverete una specie di intro che io ovviamente ho lasciato ma che toglierò poi dal mio file perché ovviamente il resto lo lascerò a voi. E non so se potete notare, qua in basso ci sono cioè ci sono un botto di lettere, quasi tutte le lettere dell'alfabeto. Per esempio, se andiamo sulla A, vediamo le competizioni, cioè le statistiche squadra per squadra. Adesso prendiamo una delle squadre più importanti che c'è tra la lettera A, ovvero l'Atalanta, e adesso vi zoomerò un pochino per farvi vedere. Allora, come potete vedere, per esempio, adesso con l'Atalanta abbiamo 20 vittorie in Serie A, 12 pareggi e 21 sconfitte in Serie B, con gol fatti e gol subiti che sono alla pari, ovvero 63. Come potete vedere, qui c'è un 26,5. Queste tecnicamente sono le volte, cioè il numero di campionati in cui si sono affrontati le squadre. Come fa a essere 26,5? Questo perché siamo solo al girone di andata, perché mettiamo caso la prossima partita il Cagliari la vince, quindi qua metteremo 21 per aggiungere manualmente 21, vedrete che qua diventerà 27. Dategli il tempo di calcolare, eccolo qua. Rimettiamo 20. Quindi ragazzi, ovviamente quando un qualcosa cambia
voi dovrete andarlo a scrivere manualmente. Quindi, per esempio, se vinciamo una partita in Serie A, voi qua al posto dei 20 dovrete scrivere 21. Se ne pareggiamo qua al posto dei 12 dovrete scrivere 13. Se perdiamo qua al posto dei 21 dovrete scrivere 22. Stessa cosa vale per i gol fatti e i gol subiti. Se facciamo 5 gol, voi dovete fare 63 più 5, quindi 68, e vedrete che cambierà anche la differenza reti. Io rimetto 63 e via dicendo. Poi ovviamente questa cosa l'ho fatta anche per le altre competizioni, per esempio la Serie B, la Serie C, la Coppa Italia e la Coppa Italia di Serie C, quindi sono presenti tutte queste competizioni, scusate, non era a fuoco. E, e da questa parte potrete vedere anche le annate in cui queste squadre si sono affrontati e in quale competizione, con anche le pagine Wikipedia. Ci ho perso 3 mesi, regà, è veramente un lavorone che voi manco vi immaginate. E da quest'altra parte troverete invece le statistiche per competizione. Ragazzi, questi sono tutti dati interattivi, quindi non c'è bisogno che voi li toccate, i calcoli farà automaticamente Excel o Google Fogli, perché potete tranquillamente esportare il file su Google Fogli che funziona tranquillamente. Io infatti sto usando Google Fogli e questa cosa, adesso dezoom un pochino, è stata fatta con tutte le squadre. Qui ci sono quelle con la lettera B, qui C, E, F, G, H, c'è solo l'Hellas per dirvi, veramente con tutte le squadre. Per esempio c'è anche l'Olbia, che abbiamo affrontato una volta sola praticamente, cioè in un campionato solo, in Coppa, nemmeno campionato, in una Coppa Italia di Serie C nell'88-89, e abbiamo un 50% di vittorie e un 50% di pareggi. Poi, per esempio, andiamo a vedere contro la Roma come siamo messi, per farvi capire anche un po' come funziona. Allora, noi la Roma l'abbiamo affrontata soltanto in Serie A e in Coppa Italia. In Coppa Italia sorprendentemente siamo in vantaggio noi, però come potete vedere qui sulle statistiche vedete che c'è un 22,50% di vittorie e in Coppa Italia c'è un 50% di vittorie. Però, nonostante tutto, nel totale ci sarà sostanzialmente la somma di tutti questi dati, cioè il totale terrà conto di tutte le vittorie qua e quindi farà una media delle vittorie, di tutti i pareggi qua e farà una media dei pareggi, e di tutte le sconfitte e qua farà una media di tutte le sconfitte. Poi potreste trovare anche delle delle postille, tipo questa qua, che riguarda la Coppa Italia. Non mi ricordo dove ho messo l'asterisco, sinceramente, perché non l'ho messo. Vabbè, comunque ho scritto che qua in Coppa Italia, no, che cazzo ho fatto? Una partita finì 1-1 ma si concluse 1-4 per la Roma ai rigori, e quindi io molto probabilmente l'ho conteggiata come partita persa. Quindi ho messo anche queste postille. Poi non finisce qua il file, perché oltre alle singole lettere e alle singole squadre ho fatto anche praticamente tutti i campionati del Cagliari dal 52 ad oggi, quindi i primi campionati di Serie B, poi anche Serie C, Serie A, con tanto di classifica e gol fatti e gol subiti. Anche questo lo dovrete aggiornare voi, assolutamente. Io, scusate, io ve lo lascio alla data odierna, quindi con l'1-1 con Cagliari Udinese. Per scrivere il risultato basta scrivere tranquillamente il risultato. Qua non c'è niente di interattivo, perché sostanzialmente dovrete andare sempre a mettere voi i risultati. Per esempio, se devo scrivere che la Roma ha vinto, mettiamo caso 2-0, scriverò 2-0 e basta. Se abbiamo vinto noi 2-0,
dato che giochiamo in trasferta metterò 0-2, niente di complicato. Poi intanto fammi cancellare questo. Poi per quanto riguarda i dati delle vittorie, dei pareggi e delle sconfitte, io quelle tendo a metterle sempre a fine campionato, così come la classifica, perché metterle adesso sarebbe un casino, perché poi dovresti rifarlo tutto da capo. Anche qui gol fatti e gol subiti, voi non vedete scritto niente e vedete 0 a differenza reti, però basta che poi metterete, che ne so, 69 gol fatti, ecco, già c'è una cosa da correggere qui, 69 gol fatti e 52 subiti, e vedete che la differenza reti si comporterà di conseguenza. Intanto, già che ci sono, ne approfitto per sistemare il tutto, che poi tra l'altro questa cosa è bellissima, ragazzi, perché mi ha dato la possibilità di imparare a usare Google Fogli barra Excel, perché io prima non ne ero assolutamente capace e mi sono imparato facendo questo progetto, che ripeto ci ho impiegato 3 mesi, quindi spero che vi possa assolutamente piacere, anche perché veramente, raga, voi non immaginate il tempo che ci ho perso. Comunque, un'altra chicca, oltre ad essere le statistiche con le squadre e tutti i campionati svolti dal Cagliari dal 52 ad oggi, con tutti i risultati e tutte le classifiche, ho aggiunto anche delle statistiche cioè delle statistiche su tutti i campionati svolti. Cosa intendo? Intendo questo. Qui possiamo vedere che, come c'è scritto qua in alto, di conseguenza gli incontri svolti dal Cagliari dal 1952 ad oggi sono 2636, e questo è un numero che varia a seconda dei dati che mettiamo in questi qua, quelli con l'alfabeto, perché per esempio vado a prendere, aggiungo una partita in Serie A con Latina vinta per 2-0, vedete che qui le partite cambiano. Adesso andiamo a togliere la partita vinta in Serie A con Latina, per farvi capire che comunque quello è un numero interattivo, voi non dovete assolutamente fare niente, ci penserà e farà tutto da solo. Qui ci sono delle statistiche sommarie per quanto riguarda la Serie A, con vittorie, pareggi e sconfitte, gol fatti, gol subiti, differenza reti, il numero di partite totali in questa competizione e le percentuali di vittorie, pareggi e sconfitte sulla base delle partite. Stessa cosa vale per la Serie B, per la Serie C, per la Coppa Italia e per la Coppa Italia di Serie C, tra l'altro competizioni in cui siamo imbattuti. Poi che altro c'è? E qua troverete le vittorie totali, pareggi totali e sconfitte totali e le percentuali sul totale. E poi c'è un'ultima pagina che si chiama Varie, in cui ci ho messo veramente un po' di tutto, quello che non avanzava e che non riuscivo a collocare, tipo qual è la vittoria con più gol del Cagliari, qual è la vittoria con più gol di scarto nella storia del Cagliari. Qua vittoria con più gol si intende nella stessa partita, non fatti solo dal Cagliari, perché quella è con più gol di scarto. Qual è la vittoria? Ho ripetuto 2 volte la stessa cosa? No, probabilmente è perché l'ho fatto per mettere... ehm, Ah, perché questa non era in Serie A. No, ecco, vedi, perché è Serie B. Questa è la vittoria con più un gol di scarto nella storia del Cagliari, che è un 6-0 all'Hellas nel 52-53, e il 6-0 contro il Brescia, quello è molto molto più recente. Mentre in Serie A è un 6-1 contro il Varese nel 68-69 alla seconda giornata. Il pareggio con più gol nella storia del Cagliari è un 4-4 nel 58-59 in Serie B. La sconfitta con più gol è contro il Messina per 7-4. Vabbè, non vi spoilerò altro, poi lo vedrete. E qui sono riuscito a mettere quali sono le squadre che ha incontrato di più il Cagliari alla prima giornata, e in testa abbiamo l'Atalanta,
qua vedete anche in quale campionato, se in Serie A, in Serie B o in Serie C. E stessa cosa vale per l'ultima giornata, sempre in Serie A, in Serie B e in Serie C. E questo ovviamente dovrete aggiornarlo voi manualmente ogni volta che, che cambierà, cioè che ci saranno nuove squadre che incontreremo alla prima giornata, nuove squadre che incontreremo alla seconda, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, io spero che voi possiate apprezzare veramente il lavoro che ho fatto, perché vi dico che ricopiare tutto questo non è stato assolutamente facile. Cercarsi tutte le competizioni del Cagliari su Wikipedia a volte è stato snervante, però devo essere sincero, sono assolutamente soddisfatto del risultato finale. C'è anche da dire che ho scoperto poi in seguito un sito che si occupava delle statistiche del Cagliari, però l'ho reputato abbastanza difficile da comprendere e forse anche un po' incompleto, perché mancavano alcune partite, alcune statistiche non erano fatte bene, però io per correttezza vi lascio anche il link di quel sito qua sotto in descrizione, insieme al link mega per scaricare questo file che, ripeto, se volete potete usarlo su Excel, Google Fogli, qualsiasi programma simile a questo, voi potete usare tranquillamente questo coso, potete condividerlo con chi volete, assolutamente io non voglio privarvi di nulla, potete tenerlo per voi, potete usarlo per fare qualsiasi cosa, ovviamente però io non ve lo lascerò aggiornato, cioè io vi ho dato la base, il resto proseguitelo voi, io lo proseguirò per fatti miei, cercherò di completarlo ehm, e penso che cioè, sarebbe corretto anche da parte vostra fare anche voi lo stesso per conto vostro, ehm, anche perché penso che sia veramente bella una cosa simile. Eh, Poi per chi mi chiederà perché hai fatto questo tipo di regalo, semplicemente perché io sono un malato di statistiche, odio la matematica, ma allo stesso tempo sono affascinato dai numeri, dalle percentuali, dalle probabilità, tutte queste cose. E quindi ho detto, nessuno ha ancora fatto un qualcosa di simile, ok, allora mi ci metto d'impegno e lo faccio io. E in 3 mesi l'ho fatto. Non so nemmeno io come ho fatto, perché se andate a vedere la mole di dati che c'è qua dentro, 3 mesi forse sono anche abbastanza pochi, però fortunatamente ce l'ho fatta, ripeto, spero che voi possiate apprezzare veramente tanto questo regalo, perché vi giuro che ci ho messo il cuore. Mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, del regalo, se è una bella idea, se è una brutta idea, qualsiasi cosa. Vi auguro buone feste, buon anno, speriamo che oggi il Cagliari vinca e niente ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, raga.